L'11ª edizione del Soave Serve è un appuntamento che consentirà proprio a tutti i soci di poter confrontarsi e soprattutto di poter offrire alla cittadinanza le degustazioni di un prodotto d'eccellenza, di prodotti d'eccellenza perché parliamo di vino, parliamo di olio, parliamo di ristorazione e quindi anche di cibo. E questo connubio che si sposa in maniera armonica, in maniera delicata, in maniera anche eccellente con qualità. Un territorio che ha evocato il vino, che è un territorio di grande caratteristica proprio grazie al terreno, che è un terreno vulcanico, un terreno che ha una caratteristica che consente a questo vino di essere delicato e al tempo stesso anche di abbinarsi ad ottimi piatti in maniera versatile, con la sua decisa identità, ma anche con quella delicatezza che consente oggi di essere soave, uno tra i vini più importanti, più buoni, più ovviamente apprezzati. E questo è il nostro obiettivo, far conoscere un territorio, far conoscere chi in questo territorio produce qualità e soprattutto dare la possibilità con questi appuntamenti anche di vedere la bellezza del territorio stesso, di colline straordinarie che circondano ovviamente il territorio di Soave e che sono affascinanti non solo nel loro percorso ma anche nella sostanza dei prodotti. Siamo qui oggi per presentare le nostre produzioni, i nostri più grandi cru di Soave, sia dannata che anche 7 anni più vecchi, per far vedere anche la longevità del nostro vino. Abbiamo scelto Venezia anche su invito di Alberto Bozza per far degustare insieme a Osti Noto le specialità veneziane insieme al nostro vino, quindi da dare più calore alla nostra denominazione. La nostra associazione fa parte di 130 produttori, fa ristoranti, alberghi, cantine e promuove nel territorio sia il turismo rurale sia l'enoturismo. Questa è una passione che deriva da famiglia, insomma, la nostra è una gastronomia che negli anni ha sempre promosso questo genere di attività.